aiuta i ragazzi a un approccio più consapevole allo studio della musica, che va oltre il libro di testo e consente loro di raggiungere molteplici conquiste. La prima è quella di conoscere lo strumento dal vivo, la seconda è di partecipare attraverso la curiosità a un concerto, ad un'esperienza artistica, e la terza è l'emulazione, il messaggio che va al di là dell'ascolto è quello emotivo. I ragazzi possono emulare, possono farcela a raggiungere un target che supera il curricolo, che supera lo scolastico, quindi un augurio a tutti coloro che vogliono intraprendere questo approccio. Abbiamo visto nei concerti precedenti delle formazioni cammeristiche, prevalentemente erano quintetti. Oggi invece abbiamo il pianoforte solo, il pianoforte solista, e la professoressa ci darà proprio l'esempio lampante di come il pianoforte sia uno strumento indipendente. La professoressa è una componente del nostro collegio dei docenti, perché è eccellente la persona ed eccellente l'educatrice, ma è eccellente la sua volontà e il rispetto che ha verso i suoi alunni. E per cui veramente in maniera ufficiale io le faccio i miei complimenti, i complimenti dell'intera scuola, la gratitudine di tutti gli alunni.